Ecco la situazione meteorologica, la perturbazione di ieri traslata verso i paesi balcanici portando un debole afflusso di aria fredda in quota ed un temporaneo miglioramento sulla Liguria in attesa di un ulteriore peggioramento nella serata di domani. Pomeriggio soleggiato su tutta la Liguria, qualche nuvola residua ma soprattutto sugli entroterra più profondi. Venti in rotazione ai quadranti meridionali sulla riviera di Levante, mentre persisterà un debole gradiente settentrionale sul centro-ponente costiero. Mare stirato sotto costa ponente, molto mosso sulle coste del centro-levante e localmente agitato al largo. Temperature pressoché stazionarie con massime comprese tra 9 e 14 gradi. Per domani, martedì 27 gennaio, la Limet prevede un graduale peggioramento delle condizioni meteo nel corso della prima metà di giornata a partire dal settore centro-occidentale. Piogge inizialmente intermittenti, precipitazione poi in intensificazione serale con rovesci intensi in estensione al genovese, nevicate moderati forti sul comparto delle Alpi Liguri marittime al di sopra dei 900 metri e sull'Appennino fiocchi di neve sopra i 1200-1400 metri. Venti tra moderati e localmente forti di scirocco su centro-levante, deboli al più moderati da quadranti settentrionali sugli sbocchi vallivi del Savonese a partire dalla serata anche del genovese occidentale. Mare generalmente mosso in mattinata, rapido aumento di moto ondoso tra pomeriggio e sera. Temperature in mattinata, generale aumento con la risalita del richiamo di aria meridionale soprattutto sul Levante. Diminuzione invece nelle aree interne interessate dalle nevicate e diffusamente su centro-ponente.